benvenuti alla Finestra, la prima puntata di questo nuovo talk show di Antenna 3, tutti i sabato, e quindi speriamo di farvi compagnia e di raccontarvi che cosa sta cambiando nella nostra regione, nel nostro bel paese, e di capire anche quali sono le criticità e le difficoltà di noi italiani che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare numerosi problemi. Ma in particolar modo questa sera vogliamo concentrarci sulla problematica della legittima difesa. Allora, per quanto riguarda la legittima difesa, il quesito è: ma possiamo davvero difenderci in casa? Perché in questi giorni si sente parlare di referendum, che poi non è un referendum per la raccolta delle firme, si sente parlare sempre di questo argomento, ma alla fine, gratta gratta, non si capisce in che direzione stiamo andando. Allora, voglio presentarvi subito i nostri ospiti. Comincio con il senatore del Partito Democratico, Giorgio Santini. Grazie per essere con noi in questa sera, inauguriamo questa nuova avventura. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Il piacere di avere con noi Roberto Zancan, imprenditore orafo, benvenuto. Grazie. Lei mi è sul pezzo oggi e io la ringrazio. Grazie. Il piacere di avere una donna, perché le donne in politica sono veramente rare, Emanuela Lanzarina, assessore in Regione Veneto, benvenuta. Grazie. Il piacere di ritrovare, come sempre, Fausto Fanelli del direttivo nazionale del COIS, perché come sempre ci racconterà delle chicche meravigliose ed esprimerà al meglio il suo amore per Alfano, perché lui è un uomo innamorato di Alfano, sono una coppia di fatto ma separata lontani, è un amore a distanza. E il piacere di ospitare in studio con noi Jacopo Berti, consigliere del Movimento 5 Stelle nella Regione Veneto, benvenuto. Buonasera, grazie mille. Oh ragazzi, è buio perché è sera e lo vedete dietro le mie spalle, le macchine che sfrecciano, le luci, e insomma siamo qui a raccontarvi in questa serata che cosa sta succedendo in Italia. Allora, vi do subito un dato che è molto interessante. Noi siamo qui a casa, stiamo guardando la televisione e sapete che viene svaligiata un'abitazione ogni 2 minuti, lo sa Fanelli. I furti in abitazione sono circa 689 al giorno, 29 ogni ora, 1 ogni 2 minuti. Sono stati circa 251.000 l'anno scorso. E allora è chiaro che siamo a casa e vogliamo difenderci, perché siamo qui davanti alla televisione, sentiamo un rumorino, prendiamo una spranga, Fanelli, ma no, non posso prendere la spranga. Allora, teoricamente in linea di principio è fondamentale chiamare sempre l'intervento della forza dell'ordine e della forza di polizia. Allora, il principio dell'autotutela un po' collide con il nostro ordinamento, con la nostra Costituzione. È anche vero che la gente ha diritto di difendersi e nel momento in cui è realmente il pericolo alla propria esistenza, alla propria vita, alla propria incolumità. Ma come faccio a saperlo, Fanelli, se sono stressata, se sono agitata, sono preoccupato, i miei figli da difendere, sì, i miei beni? Con ciò non vuol dire che magari adesso al primo rumorino, perché bisogna anche stare attenti a lanciare dei messaggi, Daniela, perché se sento il rumorino e io prendo e sparo, ovviamente la cosa diventa pericolosa e inopportuna. Se sento il rumorino, la prima cosa che devo fare è chiamare il 112, il 113, fare intervenire la forza pubblica. Nel momento in cui però l'intromissione dentro la casa diventa una serie di violenze, di pericoli, come hanno funestato e come ha conosciuto perfettamente il nostro carissimo amico Zancan e la sua vicissitudine personale, lì sì che allora l'uso legittimo delle armi è come dire, è tollerato, dovrebbe essere giustificato, dovrebbe essere codificato. Però arrivare al punto di sentire il rumorino e pensare di fare difesa fai da te, questo sia lontano. No. Mattarello no, lo teniamo da parte, aspettiamo no, che sia lontano un pochettino anche da quello che potrebbe essere un tipo di Far West. Noi non dobbiamo rincorrere il Far West. Certamente che l'incolumità della persona e della proprietà vanno difese, su questo non si discute, però ovviamente bisogna stare attenti a dire che insomma anche se una persona mette un piede dentro la propria proprietà io mi esulo, mi giustifico e mi autorizzo a sostituirmi al posto dello Stato. No. Io mi sostituisco al posto dello Stato nel momento in cui veramente c'è una situazione di reale, concreto pericolo, quando come le situazioni che hanno riguardato i nostri amici
Zancan Stacchio? e Stacchio, hai capito? Allora lì sì che l'aversi difeso è una difesa legittima. Beh sì, sicuramente. Allora intanto Zancan, allora cosa succede? Lei si è costituito assieme a Stacchio parte civile e ha fatto una richiesta di risarcimento danni? È così, è giusto? Sono notizie fondate? Sì, esatto. Proprio martedì che c'è stata la prima udienza del soggetto lì, del delinquente che è stato arrestato, che è quello che oltretutto ci ha sparato addosso. Sappiamo che è una cosa simbolica perché da lì faremo fatica a trarne qualcosa, no? Però anche per una questione estetica abbiamo voluto costituirci parte civile e chiedere questi danni. Consapevoli comunque di quello che andiamo incontro. Non avete paura che magari ci possano essere ritorsioni dalla famiglia? No, glielo chiedo perché insomma sono un po' personaggini, no? Beh, Dio, le minacce le abbiamo già ricevute, non è che sia una novità. La vedo rilassato, mi fa piacere, cioè cosa vuole ecco, allora siamo a posto. Lo vedo molto rilassato, sarà perché qui adesso c'è Fanelli, si sente sicuro, insomma, la facciamo scorrere. Non lo tocca nessuno. Scendiamo a questo 10° piano meraviglioso. Allora, no, dico, sì, le minacce le abbiamo già ricevute, cioè non è che non c'è mancato niente fino adesso. Noi siamo abbastanza sereni perché sappiamo di avere la coscienza a posto, no? Noi se ci lasciano stare, se ci lasciano fare il nostro lavoro, siamo le persone più tranquille di questa terra. Quella notte, purtroppo, quella sera è successo quello che è successo, nessuno li ha invitati, hanno fatto tutto loro e le cose per loro si sono messe male. Secondo lei c'è stata una situazione, diciamo, corale, nel senso che comunque rispetto ad altri casi, ad altri episodi avvenuti negli anni, insomma, la coralità, il sentire popolare, l'opinione pubblica abbia anche aiutato ad evitare, poi ovviamente sono state tutte le indagini del caso, comunque insomma mi passi la parola, ad agevolarvi, nel senso che comunque si parla molto di legittima difesa, eccesso di legittima difesa, cioè secondo me anche tutto questo sentire da parte della gente che diceva no, questo ha fatto bene, fin da subito. Guardi, io non ho voluto abbassare la testa per due motivi. Il primo perché dovevo correre in difesa di quel povero uomo che mi ha salvato la vita, perché sappiamo in Italia purtroppo come funzionano le cose, se abbassi la testa sei finito. Secondo perché io sono stanco, perché 10 anni che io e la mia famiglia per fare il nostro onesto lavoro e dar da lavorare a delle famiglie, quasi 60, pensa un po', dobbiamo continuare a subire quello che abbiamo subito, non voglio qua entrare nei particolari. Quante volte insomma vi siete ritrovati in situazioni analoghe? Io mi sono trovato in mezzo a 3 sparatorie, un sequestro di persona assieme alla mia famiglia, un'incursione dentro la fabbrica con 8 banditi di notte e mi hanno sparato addosso 70 colpi. Per quello la vedo così rilassato stasera, ha detto beh insomma ormai le cose le abbiamo tutte vissute, quindi insomma lei dice io voglio continuare a lottare nella mia attività, nella mia professione, spero di andare incontro a situazioni non come queste, conto sulle forze dell'ordine, sulla giustizia e vado avanti. Beh, io conto intanto su me stesso prima di tutto, perché qualcosa ho imparato, nel senso che a me sta bene tutto quanto e ho sempre detto in qualsiasi trasmissione dinanzi a chiunque che io deporrò armi e rabbia, anzi rabbia e armi, quando avrò la sicurezza che c'è un sistema che mi protegge per fare il mio lavoro, che protegge la mia famiglia, che protegge tutta la gente onesta. Finché questo non avviene, mi dispiace, ma io dovrò autotutelarmi. Come lo faccio? Nel meglio modo che penso di fare. Ho il porto d'armi, mi alleno spesso al poligono perché usare un'arma non è facile, non è semplice gestire un'arma, bisogna essere preparati, bisogna avere il sangue freddo. Quella sera quello che è successo, che è uno degli ultimi episodi, è stato usato sangue freddo. Poteva andare diversamente. Se lei avesse avuto una pistola elettrica della quale si parla, forse non sarebbe scappato il morto, ma non so, chiedo. No, guardi, scusi, no, con la pistola elettrica dinanzi a un Kalashnikov, guardi, si fa gran ben poco. Vabbè, insomma, allora... Si fa gran ben poco. Quel signor delinquente non ha esitato 2 minuti
a spararmi quindi era due o colpi lei addosso. o Esattamente, loro. esattamente. Quindi era una situazione un po' particolare. Sì, bisogna, dopo aggiungo che certe cose bisogna provarle sulla propria pelle per rendersi conto, perché viste dal di fuori sono tutti bravi a criticare, additare, dire ma se io ero, ma se qua, ma se là, ma perché non avete chiamato le forze dell'ordine? Cioè, le abbiamo chiamati, c'erano 30 persone che li chiamavano, ma se nel frattempo non arriva nessuno e questi cominciano a sfondare tutto, dentro c'è una povera ragazza indifesa che 1 anno e mezzo prima ha subito un'altra cosa analoga e l'hanno portata via, anche è stata sequestrata, liberata. Cioè, cosa dovevo fare io? Lasciarla là, io come titolare, come responsabile, perché i miei dipendenti sono io responsabile. E poi ovviamente sono famiglie, insomma, è chiaro, io la ringrazio anche per la sua testimonianza, perché insomma, ci sta raccontando che cosa le è davvero capitato e anche qual è il sentore, insomma, la sensazione di una persona che ha vissuto un trauma, perché poi resta comunque un trauma molto forte. È che purtroppo sono più traumi, magari fosse uno solo. Prima mi veniva da sorridere quando lei ha detto vado al poligono ad allenarmi e sparo spesso, e mi è venuto in mente che gli uomini delle forze dell'ordine vanno al poligono e hanno i bersagli fissi, invece chi va al poligono e detiene un'arma può sparare ai bersagli in movimento. Pensa un po' quanto sono fortunati questi delle forze dell'ordine, che razza di mezzi vi danno. Quante volte andiamo a sparare? Quante volte andate l'anno a sparare? Poche. 3 volte. Lei quante volte va allora al poligono a sparare? 2 volte a settimana. Ah beh, allora insomma, parliamone. Allora, Manuela Lanzarin, allora, andiamo con Manuela subito dopo la pubblicità, ci fermiamo perché qui suoniamo tassativi, altrimenti sparano a me. A dopo. Eccoci nuovamente qui con La Finestra, sabato sera. Prima della pubblicità insomma, abbiamo sentito il racconto dell'imprenditore orafo Zancan che insomma, va a sparare molto più di una persona appartenente alle forze dell'ordine. Questo ci deve anche far riflettere sul grado che abbiamo noi come Stato di combattere poi nei confronti di certa criminalità. Allora, Manuela Lanzarin, senta, per 100 furti in appartamento solo un ladro va in galera, in pratica c'è una impunibilità garantita. Oggi il 99% dei furti in casa resta senza colpevole. Allora, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa nell'intero sistema che non va. Allora, parliamo di legittima difesa, che deve essere la necessità appunto di legiferare in questo campo, e perché poi ci sono episodi come quello appunto del signor Zancan, di altre vicende che abbiamo sentito, in cui chi subisce il danno poi ha anche la beffa, nel senso che non passa più dalla parte della ragione ma dall'altra parte, quindi questo va sicuramente legiferato, va normato. Con questo non vuol dire che vogliamo creare il Far West, io sono d'accordo, nessuno vuole creare il Far West, nessuno vuole arrivare all'America in cui ognuno può andare a comprare una pistola dove vuole, insomma le regole ci sono e devono essere regole ferree, però la persona che si difende nella propria abitazione eccetera, perché c'è un rischio reale, deve essere tutelata. Ma come fa? Non può passare dall'altra parte. Ma come fa una persona che ci sia il rischio reale in quel momento di agitazione? Ognuno ha la sua sensibilità, come uno ha la sensibilità al dolore, sì, però ho capito, come allora facciamo qui a capire? Perché il confine è molto sfrangiato, perché uno può vedere una cosa molto più ingigantita, l'altro una cosa molto più piccola, cioè come facciamo a dire no, lei in quel momento... Ma credo che di fronte a una persona che entra in casa tua, che ti punta una pistola oppure un coltello, insomma un'arma, o che minaccia i tuoi figli, i tuoi genitori, cioè credo che in quel momento lì il pericolo sia reale. Non stiamo parlando, stiamo parlando di fattispecie di questo tipo, il pericolo è reale e quindi su questo ci si deve basare, però accanto al discorso della legittima difesa, come appunto dicevi tu prima, c'è il discorso in generale del sistema, cioè quindi la certezza della pena che non c'è in questo paese, l'allungaggine amministrativa e della giustizia, perché effettivamente con i tempi che noi oggi abbiamo vediamo cosa succede. I continui svuotacarceri, chiamiamoli come vogliamo, insomma. Sono stati dal 1946 al 2006 sono stati approvati 25 provvedimenti di clemenza, 21 riduzioni di pena. Sì, negli ultimi 5 anni sono tantissimi. No, sugli ultimi 4 anni, dal 2011 ad oggi, sono 4 o 5 mi sembra, con una serie di depenalizzazione dei reati, e quindi il segnale che noi diamo è anche un segnale che uno qui può delinquere, può fare, tanto non succede niente. Questo sembra
il paese di Bentegodi, e quindi non funziona, quindi il sistema va riformato nel complesso. E poi c'è il comparto della sicurezza, cioè la sicurezza ci deve essere perché uno si deve sentire protetto, perché noi abbiamo un sistema di forze dell'ordine, ma il sistema delle forze dell'ordine deve essere garantito con strutture, con mezzi adeguati, cosa che sappiamo insomma non c'è ed è in perenne difficoltà. Allora, poi ci facciamo raccontare, io la chiamo la storiella di Fanelli, perché come la storiella della buonanotte vogliamo farvi addormentare bene questa sera relativamente a che cosa si sono comprati loro, con i loro soldi autotassandosi, perché insomma Fanelli ha sempre queste chicche. Allora, la politica, senatore Santini, la politica c'entra perché noi votiamo, chi ci sta governando non l'abbiamo ancora votato, diciamolo così, però insomma in questo momento noi abbiamo i politici come rappresentanti del popolo, no? E allora queste leggi ci dicono ci sono ma non vengono applicate, cioè se io penso che nell'ultimo decennio sono stati inflitti 850.000 anni di detenzione mai scontati in carcere, qualcosa mi fa pensare, vuol dire che io ho ingolfato il sistema giustizia, ho comminato queste pene e ho fatto tutti i gradi di giudizio e poi buonanotte al secchio. Sì, la questione della giustizia è una questione reale, sicuramente bisogna migliorare di molto, perché in questi anni che abbiamo alle spalle, insomma, i problemi si sono purtroppo aggravati ed è necessario intervenire. Ecco, io penso che alcune cose si stiano facendo anche in maniera abbastanza rapida rispetto ai ritardi accumulati, per esempio sui tempi dei processi. Proprio ieri è uscito un rapporto che ha dimostrato una certa capacità di migliorare, no? L'obiettivo adesso di arrivare, sembra quasi ad avere un processo almeno di primo grado che si compie entro un anno, è un obiettivo che si sta già in molti tribunali si sta materializzando, bisogna arrivare a tutti i tribunali e poi bisogna continuare a migliorare. Il problema vero è quello della difficoltà di mettere insieme la certezza del diritto, come è stato detto, cioè il fatto che quando c'è una sanzione, quando c'è un giudizio, quando c'è una condanna deve essere poi ovviamente scontata, e dall'altro il fatto che noi abbiamo una serie di difficoltà strutturali. Adesso giustamente si è fatto un riferimento allo svuotacarceri, che è un provvedimento che più volte si è ripetuto. Come no? E che per esempio per quanto riguarda questa legislatura, di cui io posso parlare insomma con un minimo di ragion veduta, è avvenuto nel corso del 2014, del 2013 e poi del 2014, insomma un unico provvedimento in 2 momenti, perché noi eravamo purtroppo come Paese in apertissima e flagrante violazione della normativa europea, che significava che dal 28 maggio di quell'anno ci sarebbe stato, per ogni giorno che passava in violazione, ci sarebbe stata una sanzione di tipo economico pesante per il Paese che si moltiplicava. E sì, lì si è scelta una strada che ha portato e che ha aperto alcune purtroppo contraddizioni, in particolare questo fatto che per una serie di reati in maniera anche, diciamo così, forse poi interpretata estensivamente dalla magistratura, si è ridotta la pena, ha creato il problema, che adesso si sta peraltro risolvendo con la modifica di questa norma, di non prevedere fin dal primo furto, diciamo, l'arresto, ma di poter anche in certe situazioni dare una pena che dà diritto alla condizionale, si intreccia con la condizionale. Io comunque le voglio ricordare che tante persone poi sono rimaste molto stupite sul concetto di lievità del reato, perché comunque ha subito anche il furto del rastrello, mi scusi, è un po' incacchiato. Cioè, certo. Oppure chi fa ingiuria contro pubblico ufficiale, contro la polizia, loro rappresentano una divisa che è quella che insomma ci fa sentire sicuri, e una persona può ingiuriare, e tanto è lieve il reato, Fanelli, lei sta sempre lieve, non si preoccupi. Cioè, queste cose fanno insomma arrabbiare, come magari, non so, il fatto che la polizia penitenziaria, alcuni sindacati di polizia penitenziaria avessero chiesto di assumere 800 unità in più perché loro effettivamente ne hanno bisogno. Poi si vanno a inaugurare delle carceri che magari poi non possono funzionare perché non c'è personale e via dicendo. Cioè, c'è qualcosa che non va in questo ingranaggio, si fa, poi ci si rallenta. Ci sono molti problemi che, come dire, si intrecciano, no? nelle cose che lei dice, che vanno affrontati. Adesso per esempio è sotto gli occhi di tutti che quasi come unica eccezione nel sistema pubblico, per esempio in questo momento i tribunali sono stati rafforzati notevolmente proprio sul personale, per poter permettere
quel meccanismo di cui parlavo prima, di una velocizzazione dei tempi dei processi, le cancellerie, i tribunali, in modo tale che questo si risolva. Naturalmente rimangono molti altri problemi da risolvere, cioè io non sto dicendo che è un sistema fortemente in crisi, quello della giustizia, ed è un sistema che va affrontato. Poi naturalmente teniamo conto, per quanto riguarda le strutture anche carcerarie, che c'è il tema che dicevo, cioè o noi ci dotiamo di maggior possibilità di avere strutture carcerarie, e questo è un piano. Sì, però gli italiani pagano tante tasse, no? Sì, e allora però dicono, noi paghiamo talmente tante tasse che insomma siamo, penso, tra i primi in Europa, abbiamo un po' di eccezionale, e paghiamo tasse, abbiamo alle volte una sanità che ci lascia molto perplessi, e abbiamo poi un sistema detentivo che insomma fa acqua, perché poi c'è sovraffollamento carcerario, l'Europa ci dà la multa, il detenuto ti chiede poi di essere risarcito per X, insomma noi paghiamo tutti questi soldi, ma dove vanno tutti questi soldi? Cosa ci dice? No, glielo chiedo, perché quello che ci chiederebbe la gente da casa che lì sul divano. Sì, questa è una domanda formulata in termini brevi che avrebbe bisogno di una risposta un po' lunga, però sostanzialmente quello che dobbiamo sapere, questo come dire hanno dovuto affrontare tutti i governi che si sono succeduti alla guida del Paese, è che amministrare la cosa pubblica, soprattutto in momenti anche in cui ci sono difficoltà economiche molto forti, costringe a fare anche delle scelte per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse. Quindi è chiaro che purtroppo, per esempio, perché non si è completato questo piano, no, che ormai è stato deciso 7, 8, 10 anni fa, quindi anche dai governi precedenti, di edilizia carceraria, che prevede un 25, 30, 40% di incremento della possibilità di ospitare i detenuti, perché evidentemente le risorse disponibili sono state utilizzate per fare delle altre cose. Questo fa parte delle scelte che si debbono fare. Vediamo gli sprechi, se non è colpa vostra, chiaro, perché è frutto di una serie di anni che si sono accumulati. Ora vediamo gli sprechi, cattedrali cosiddette nel deserto, insomma ne vediamo tanti. Jacopo Berti, voi siete sempre in prima linea contro tutto, no scherzo, però insomma risalta contro tutto. Allora risalta sempre la mosca al naso. Ma lei, se si fosse trovato in una situazione come il nostro ospite Zancan, cosa avrebbe fatto? Avrebbe imbracciato un'arma e difeso il suo bene, la sua attività, la sua azienda, scremato e vessato dal malvivente? Io dico che Zancan ha fatto benissimo nel fare quello che ha fatto, perché ha difeso una persona e ha salvato, possiamo dirlo, una vita, e soprattutto lui per primo si è messo in gioco, perché ha fatto tutto secondo me quello che è stato giusto fare, ovvero ha chiamato la polizia, ha aspettato fino all'ultimo, e quando la situazione era incontrollabile, perché purtroppo l'abbiamo sentita più volte questa triste storia, e addirittura gli hanno sparato addosso, essendo lui un abile tiratore, perché è una persona che conosce così bene le armi e va così spesso ad usarle presso i poligoni, ha fatto quello che veramente una persona con la schiena dritta, con un senso civico incredibile, deve fare, ovvero ha difeso gli altri cittadini, e ovviamente l'ha fatto nel momento di attesa, avendo chiamato prima le forze di polizia. Questo purtroppo, però, lei mi chiede cosa avrei fatto io. Io non ho né l'abilità di Zancan né le capacità di poter gestire un'arma, quindi io avrei ovviamente reiterato ancora di più, non possedendo nemmeno un'arma, la chiamata alla polizia. Però tornando al discorso di prima, quando noi parliamo del problema dello svuotacarceri, è un problema enorme, perché poi si creano delle strutture. Ricordiamo che a Rovigo è stato da poco inaugurata una struttura che era chiusa da anni, pronta, perfetta, e lasciata lì da anni vuota, e oggi è occupata da 10 detenuti. Allora, questi sono i problemi enormi che noi ci troviamo a fronteggiare, perché le strutture poi ci sono e si bloccano di fronte alla burocrazia, di fronte a queste piccole cose che incentivano i delinquenti a venire a delinquere in Italia. Non lo dico io. Pochi giorni fa c'è stata un'intercettazione da parte della polizia per un gruppo di delinquenti albanesi che dicevano: guarda, non ti preoccupare, rubiamo qua in Italia, che tanto anche se ci beccano siamo fuori dopo poco. Ma non è niente contro, non è un'etnia, una nazionalità, non c'entra nulla, è una questione di opportunità, e purtroppo noi ci troviamo di fronte a questo, perché oggi in Italia conviene delinquere, ma non solo i delinquenti che lo fanno a mano armata, perché purtroppo ci troviamo di fronte ai problemi di mafia enormi. 2 giorni fa si leggeva sui giornali, problemi, stanno indagando per infiltrazioni anche qua da noi, cioè è un sistema che incentiva i malviventi a venire a delinquere qua da noi, perché sanno
che è più facile farlo in Italia piuttosto che in altri paesi. Cioè, è da più normale che non il vanno cittadino dentro e quindi... È normale che il cittadino si senta meno rappresentato. Giustamente prima Zancan faceva un ragionamento che filava perfettamente, ovvero cosa diceva? Io sono favorevolissimo a deporre le armi e a non farne uso nel momento in cui lo Stato andrà completamente a tutelarmi. Io sarò sicuro che con un colpo di telefono immediatamente arriveranno la polizia, che avrà gli armamenti necessari come ci auguriamo in uno Stato che noi vogliamo, e fatto questo i delinquenti andranno a pagare. Finché però questo non avviene, io capisco queste persone che chiedono qualcosa di più, però ricordiamoci che quando ci troviamo di fronte